Sarà la magnifica location di Taormina ai Giardini Naxos ad ospitare la 61esima edizione del Torneo delle Regioni. È per la prima volta che si svolge in Sicilia e toccherà tutte e 9 le province della regione. La manifestazione è stata presentata mercoledì scorso 8 gennaio nella Sala Gialla del Palazzo dei Normanni. E questa è stata una grande occasione, ha detto il presidente della FIGC Sicilia, Sandro Morgana. E il torneo non è solo un evento sportivo, ma anche un'opportunità per far conoscere al mondo la bellezza della Sicilia e l'ospitalità dell'Italia. Per quanto riguarda le prime informazioni utili alla competizione, le fasi finali dai quarti di finale in poi si svolgeranno tra le città di Giardini, Naxos e Taormina, a metà strada tra Messina e Catania. La finalissima sarà invece allo stadio di Valerio Bacicalupo di Taormina, stadio tra i più suggestivi dell'isola. Durante l'incontro è stata ufficialmente svelata la mascotte del torneo, che rappresenta il fico siciliano, la quale accompagnerà tutte le attività in programma. A rappresentarla è stata scelta appunto un fico d'India siciliano, simbolo perfetto per la location taorminese. Anche Agrigento avrà il privilegio di ospitare il girone B, che comprende le province di Caltanissetta, Enna e la stessa città dei Templi che, ricordiamo, quest'anno è stata designata Città della Cultura 2025. Si parte l'11 aprile e si terminerà con le finali del 18. Oltre 2000 gli atleti che parteciperanno a questa 61esima edizione del Torneo delle Regioni.